6 giorni, in un'unica puntata. Die Pro Die, 6 giorni. Il nuovo appuntamento di Die Pro Die, qui parte il nostro viaggio ancora una volta a parlare della Corte del Sole, questo grande centro commerciale che da sé stufa a parlare tutta la Sardegna. Vediamo cosa succede. Ormai siamo in apertura, Sestu lo ricordiamo. Buongiorno dottor Iemi, una giornata doveva essere una giornata felice, lo è comunque, ma con grandi problemi. Sicuramente sarebbe molto più felice se non avessimo in corso queste polemiche e questi batticuori derivanti da atteggiamenti particolari che forse oggi però vale la pena non ricordare più di tanto, perché vorrei che oggi ci dedicassimo a far vedere ai nostri ospiti questa opera, che è un'opera veramente importante, credo importante per noi e per la Sardegna, e vorrei dimenticarmi per un momento le problematiche che questa, i problemi che questa ha creato, convinto come sono che con il tempo, oltre a capire la funzione specifica di questa opera, si riusciranno anche a far prevalere le nostre ragioni. Si è parlato di commercianti esterni che si lamentano, ma durante la conferenza stampa ho sentito dei commercianti invece interni che dicono: noi abbiamo messo su dei soldi, noi dobbiamo lavorare, noi stiamo dando del lavoro ai sardi. Sì, questo è il grande contrasto tra dei commercianti passivi e i commercianti attivi. E molti commercianti purtroppo sono passivi, vogliono vivere di rendita su quello che hanno, non vogliono concepire che l'utilizzatore è quello che deve essere favorito, il commercio dovrebbe essere assolutamente libero, perché chi è più bravo deve prevalere sugli altri a favore del consumatore. In questo caso specifico abbiamo dei commercianti che lo erano e lo sono tuttora, hanno creduto in quest'opera, hanno investito in quest'opera e dicono giustamente: perché io che investo, che mi amplio, che credo nello sviluppo, deve essere trattato in forma differente a un commerciante, alcuni dei quali magari anche falliti, come è successo, no? Che invece vogliono rimanere privilegiati in un mercato che non può avere privilegio, e non possiamo pensare a privilegi quando si parla di commercio globale e di economia globale. Un'attività che ci costa, un'attività che noi abbiamo cominciato a pagare il leasing da novembre, siamo arrivati fino ad oggi pagando leasing e non sappiamo fino a quando riusciremo a pagare se non ci fanno aprire. Intanto dobbiamo dire una cosa importante: sono stati investiti qui all'interno di questo centro commerciale circa 86 milioni di euro, lei paga un leasing, diceva, di un bel po' di migliaia di euro al mese. Al mese sì, perché questa attività ci costa un ben 400.000 euro, quindi di investimento, e per noi che siamo piccoli penso che non sia una cifra così. È una grande cifra. Scusi, quindi i commercianti esterni al centro commerciale si lamentano che nasce il centro commerciale, i commercianti all'interno del centro commerciale, che sono oltre 150, a loro volta si lamentano, ma qui cosa bisogna fare secondo bisogna lei? fare una cosa molto semplice: far aprire questo centro, dare la possibilità a noi che abbiamo creato ricchezza, investimento e posti di lavoro, di lavorare, e far sì che gli altri insieme si costruiscano sinergie perché tutto vada bene, perché io non vedo un contrasto. Mi dispiace per la situazione dei commercianti che difende solo una parte, di quelli che hanno già un'attività, ma noi che siamo nuovi, che ci mettiamo sul mercato, che cerchiamo di dare fiducia e buttiamo energia e ricchezze, perché non dobbiamo essere difesi? Altrettanto, se noi non falliamo, chi ci difende? Chi ci rimborserà il nostro investimento? Quindi se chiudo il centro c'è il rischio che voi possiate fallire? Possiamo fallire con il risparmio di una vita, perché noi non siamo grandi imprenditori, le banche non ci danno i soldi. Noi siamo piccoli imprenditori che abbiamo messo qua soldi di sudore di una vita e vediamo che non riusciamo a realizzare quello in cui crediamo, che sia giusto, nell'interesse di tutti. Questo è il problema reale.